Allontanamento dalla casa familiare, separazione di fatto e separazione legale dei coniugi. Cosa distingue la separazione di fatto dalla separazione legale? Come separarsi dal coniuge? In questo video parliamo di allontanamento di un coniuge dalla casa familiare e separazione di fatto, separazione consensuale e giudiziale. In un altro video parleremo invece dello scioglimento dell'unione civile. In caso di crisi familiare può capitare che la coppia decida temporaneamente di separarsi senza particolari formalità, cioè senza chiedere al tribunale di pronunciare la separazione coniugale o attivare un'altra procedura prevista dalla legge per ottenerla. In assenza di un provvedimento di separazione si parla di separazione di fatto. In questo caso i doveri coniugali, personali e patrimoniali che derivano dal matrimonio rimangono intatti, così come i diritti successori tra coniugi. Tuttavia, un'eventuale violazione dei doveri coniugali durante la separazione di fatto, si pensi al caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, in caso di successiva richiesta della separazione legale, non può costituire motivo di addebito della separazione. Infatti, se ciò accadesse, non potrebbe sostenersi che la violazione dei doveri coniugali sia stata la causa di intollerabilità di una convivenza a tutti gli effetti già cessata. La separazione di fatto potrebbe anche essere conseguenza dell'allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale senza il consenso dell'altro. In questo caso occorre prestare attenzione, poiché la legge prevede sanzioni a carico del coniuge che si sia allontanato ingiustificatamente. Ad esempio, il sequestro dei beni per garantire l'adempimento dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, così come accade per il caso in cui uno dei genitori non paghi il mantenimento dei figli. Solo con la separazione legale, dunque, i coniugi possono dirsi ufficialmente separati. Nel caso di separazione consensuale, i coniugi sono d'accordo su tutti gli aspetti personali, ad esempio su chi rimane nella casa familiare, e patrimoniali, ad esempio sul contributo al mantenimento del coniuge più debole e dei figli. In questo caso i coniugi potrebbero utilizzare tre modalità. Una prima modalità è rappresentata dalla possibilità di presentare un ricorso congiunto in tribunale, con l'assistenza di un avvocato per parte o con l'assistenza di un unico avvocato, che dovrà necessariamente assistere entrambi i coniugi. Attenzione, in caso di ricorso con un unico avvocato, quest'ultimo è a tutti gli effetti difensore di entrambi i coniugi, per cui, in caso di eventuali successivi contrasti tra le parti, ad esempio in occasione del divorzio, l'avvocato non potrà assistere nessuna delle due parti per conflitto di interessi, come previsto dall'articolo 68 quarto comma del Codice deontologico forense. Un'altra modalità è rappresentata dalla procedura di negoziazione assistita, con una riduzione di tempi, ma con la necessaria assistenza di un avvocato per ciascuna parte. Infine, i coniugi potrebbero ottenere la separazione con un accordo davanti al sindaco, a condizione che non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e che l'accordo tra i coniugi non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Cosa succede se i coniugi non trovano un accordo? Quando i coniugi non riescono a trovare un'intesa complessiva, si parla di separazione giudiziale. Le parti infatti si rivolgono al tribunale per ottenere una decisione che regoli i loro rapporti personali e patrimoniali nella fase di separazione. Nulla vieta chiaramente che dopo il deposito in tribunale da parte di un coniuge di un ricorso giudiziale per separazione, soprattutto grazie all'assistenza degli avvocati, le parti raggiungano un accordo. In questo caso la procedura si trasforma in consensuale, con notevole risparmio di risorse personali, tempi e costi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.